Buongiorno e benvenuti a tutti, cari fratelli e sorelle, a questo ascolto del Vangelo sulle orme del Maestro. Siamo arrivati a sabato 30 luglio. Ascoltiamo il Vangelo di Matteo, ma prima chiediamo che lo Spirito Santo ci illumini. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Abbiamo concluso la lettura del capitolo 13 di Matteo. Inizia con questo sabato la lettura del capitolo 14. E il brano che leggeremo ora non ci parla immediatamente di Gesù, ci parla indirettamente di lui, ci racconta un episodio che ha impressionato molto la prima comunità cristiana, il gruppo stesso degli apostoli, probabilmente Gesù stesso, anzi sicuramente Gesù stesso. Il martirio di San Giovanni Battista. Leggiamo il brano. In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù e gli disse ai suoi cortigiani: costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenerla con te. Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Questo brano che abbiamo letto non parla direttamente di Gesù, se non all'inizio e alla fine. Dice che Erode venne a conoscenza delle parole e dei prodigi compiuti da Gesù. Probabilmente i suoi cortigiani gli riferirono quello che stava avvenendo e di questa novità che era di questo predicatore che faceva anche prodigi. Erode reagisce molto colpito e probabilmente per paura o per rimorso pensa che questo predicatore che fa cose prodigiose sia uno risorto dai morti. Più precisamente sia Giovanni Battista risorto dai morti. Costui è Giovanni Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Perché pensa a Giovanni Battista? Perché l'aveva fatto uccidere lui. E qui il racconto del Vangelo di Matteo opera quello che viene chiamato nei romanzi o nei film un flashback, cioè torna, fa un salto all'indietro e spiega come mai Erode sia così impressionato e pensi a Giovanni Battista tornato dai morti per parlare e fare miracoli. Perché? Perché l'aveva fatto uccidere lui, ripeto, e racconta questo avvenimento. Erode infatti aveva arrestato Giovanni, l'aveva fatto incatenare e qui viene raccontato tutto l'episodio
dell'uccisione, dell'assassinio di Giovanni. Rispetto ad altri, il Vangelo di Luca, qui si dice che Erode voleva farlo morire, mentre l'altro evangelista diceva che era Erodiade che voleva farlo morire, e Erode invece non voleva fare morire, perché pur disapprovando e non essendo d'accordo con quello che Giovanni gli diceva, tuttavia lo ascoltava volentieri. Qui il Vangelo di Matteo mette già nell'intenzione di Erode l'idea di uccidere Giovanni Battista, e l'occasione le viene offerta da quell'evento avvenuto durante il suo compleanno, quando la sua figliastra, cioè la figlia della donna che lui teneva con sé, che era tra l'altro sua cognata, Erodiade, danzò, e lui, colpito da questa danza fatta così bene, promise: ti darò tutto quello che vuoi. E questa ragazza gli chiede la testa di Giovanni Battista. Il re se ne rattristò. Qui emerge che proprio non era così intenzionato a farlo morire, se no non se ne sarebbe rattristato, e tuttavia, ecco, in maniera si dimostra un debole, accetta e fa uccidere, decapitare il grande profeta. È un racconto che sollecita certamente anzitutto un'ammirazione per Giovanni Battista, un uomo giusto, un uomo libero, un uomo coraggioso, un uomo che aveva preparato la via a Gesù. Ricordate quando leggiamo Giovanni Battista in tempo di Avvento: preparate la via al Messia, il precursore, ma che diventa uno che prepara, che prefigura anche non solo la venuta del Messia, ma anche la sua morte. Il martirio di Giovanni, martirio vuol dire testimonianza, prefigura la testimonianza di Gesù che dà la sua vita sulla croce. Precursore della venuta, precursore anche della sua passione e morte. Quindi anzitutto questo brano ci sollecita a chiedere al Signore di essere anche noi testimoni coraggiosi come Giovanni Battista. Non sempre è facile, perché le conseguenze delle nostre testimonianze possono essere anche a volte non sempre facili o piacevoli, però essere testimoni coraggiosi e fedeli. In secondo luogo trago anche un altro insegnamento e altre indicazioni per noi. La reazione di Erode a volte è la nostra reazione. Quando qualcuno ci fa delle osservazioni che magari ci pungono, ci danno fastidio, magari diciamo non è giusto, non è proprio vero, e però c'è a volte della verità. E noi siamo spesso incapaci di lasciarci illuminare, di lasciar parlare alla nostra vita queste osservazioni. Ecco, credo che sia anche questa un altro invito, un'altra parola che ci può venire dalla testimonianza di Giovanni Battista. Così non va bene, magari ci sentiamo dire, e noi reagiamo con orgoglio, con risentimento. Forse dovremmo reagire con maggior giustizia e dire: ma può essere una parola del Signore che mi invita a conversione, perché no? Chiediamo che il Signore ci accompagni e ci benedica. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona domenica, cari fratelli, cari amici. Ci vedremo, chissà, più avanti. Arrivederci a tutti.